Questa è un'opera che il Rotary, un club service, ha voluto regalare alla città. Noi come amministrazione abbiamo condiviso il progetto, l'iniziativa, perché la riteniamo un esempio, un bel esempio di bellezza che prevale sulla bruttezza. È un altro esempio dove le forze sane, le forze buone prevalgono sulle forze malefiche, sulle forze, diciamo, del male, che prevalgono ancora, seppure in minima parte, nella nostra città. Questo è un altro esempio importante che dobbiamo incoraggiare e prendere come modello da imitare. Leonardo Cumbo, che cosa rappresenta? Librarsi, lo stesso nome dice tutto, perché ha a che fare con i libri e con la libertà, perché librarsi vuol dire liberarsi in volo, ma vuol dire anche acculturarsi attraverso i libri e quindi diventare più sapienti e più liberi. Grazie.